Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che YouTube mi dice essere il 100° video su questo canale, quindi buon compleanno al mio canale. Non ho idea di come sono riuscito a fare 100 video, di cui penso almeno 55-56 solo quest'anno. Ottimo, vabbè, detto questo, oggi voglio fare un video molto strong di una cosa che non ho mai fatto. Chi di voi mi segue sa che io abitualmente utilizzo nei miei progetti Gutenberg più ACF Pro, che ho già prontamente installato in questa versione di WordPress 5.5.3 aggiornata dopo i vari problemi buggosi che ci sono stati con le release 5.5.2 e un rilascio di un'alfa che a qualcuno è capitata come installazione a caso. Quindi di norma io vado a implementare dei campi personalizzati con ACF direttamente. Questa volta invece voglio fare una cosa che non ho mai fatto, cioè voglio creare un blocco Gutenberg ACF ad hoc per poter andare a creare questa situazione di grid CSS che trovate in un altro mio video, la spiegazione di come fare questo, e la voglio importare e implementare all'interno di un blocco, in maniera che quando ho bisogno di creare questo tipo di struttura all'interno di Gutenberg io abbia già un blocco pronto che me lo fa. Non ho mai fatto questa operazione, quindi intanto iscrivetevi al canale come al solito e insomma lo sapete, le solite cose. Sigla. Vi siete iscritti? Grazie mille ragazzi. Allora, partiamo. Asset. Ho bisogno di andare a installarmi ACF Pro. Ovviamente ACF Pro è a pagamento ragazzi. Io sono un fortunato possessore di una licenza lifetime. Se non ce l'avete a pagamento, ahimè, per poter fare questo esercizio lo dovete assolutamente comprare, perché altrimenti non è possibile eseguire questa cosa. Detto questo, mi sono già caricato nei media l'immagine della ragazza. So che avrò bisogno di un campo titolo, un campo testo e appunto un campo IMG. Ho installato ACF Pro. Cos'altro dovevo fare? Aprire il tema su Atom, quindi mi sono preparato i file del tema, ok? In realtà sarebbe cosa buona e giusta che io andassi ad aprire anche il CSS che mi servirà poi con il codice per andare a creare questo display grid, e alla fine della fiera mi serve una pagina che ho già creato, questa pagina Gutenberg Custom Block, di cui andiamo già a lanciare l'anteprima, quindi ok, ce l'abbiamo e partiamo. Di cosa altro abbiamo bisogno? Beh, abbiamo bisogno del sito di ACF dove andare a vedere cosa ci dice il buon Elliot. Allora, dobbiamo registrare un blocco. Qui lui ci va a spiegare quali sono tutti i campi dell'array che servono per andare a registrare il blocco. Però se tanto mi dà tanto, qui c'è anche la possibilità di avere l'icona, vediamo, dopo magari mettiamo proprio quella. Allora, se tanto mi dà tanto, il buon Elliot di solito va a prepararmi già del codice fatto, quindi scendendo dopo tutte le spiegazioni, ecco qui dovremmo avere una funzioncina fatta bene. Allora, vediamo un attimo. Add action, render template, ok, vediamo. Quindi copio questa qui che va inserita nel function.php, quindi vado ad aprire il function del tema che è qui e ce la prepariamo tipo qua sotto alla fine. Vediamo, mi lascio un commentino. ACF custom blocks e andiamo a copiare questa funzione. Allora, my ACF block init, non sono sicuro che questa parte mi serva. Comunque, se esiste la funzione name, facciamo qui lo chiamiamo grid, qui titolo lo chiamiamo grid, ok, a custom grid block, e qua in teoria mi dice che dobbiamo andare a creare un blocco che chiameremo direttamente grid, ok, .php. Quindi dovremo creare un file formatting category, vabbè lì in influente, e andiamo a mettere anche l'iconcina che vedo che non c'è il campo, quindi non l'ha messa in questo esempio nello specifico. Vediamo dov'era qui. Le icone credo siano quelle di Dash Icon, quindi obiettivamente per me al momento una vale l'altra naturalmente, però nel caso vogliate metterne una ben precisa credo siano proprio quelli di Dash Icon. Vabbè, qui c'è l'ultima virgola in influente, ok, va bene, ricarichiamo. Se non abbiamo rotto niente dovrebbe funzionare il sito in teoria. No, aspetta, nulla, che cos'è che vuoi? Ok, funziona tutto, perfetto. Torniamo in documentazione, vediamo keyword bla bla bla. No, dove eravamo? Sotto qua. Oh mamma, va la roba.
Ah, ok, dobbiamo creare adesso il file di template, quindi ho detto che avrei creato un file che si chiama grid dentro la cartella template part, quindi nuovo file grid.php, ok, eccolo qui, e all'interno di questo c'è una pacca di roba da andare ad inserire. Vabbè, intanto mettiamo sta parte qua. Vabbè, io copio tutto e poi... no, fermati. E poi vediamo. Allora, come gestire questa parte? Mamma mia, ma un pulsantino copia, ti pareva brutto, vecchio. Dai, allora, toc 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 toc, fino a qui. Ok. Non ho idea di cosa sia tutta sta roba, ma ho l'impressione che a me non serva, quindi poi vado a vedere un attimino. Beh, qua mi dà un errore perché... cos'era quello? Ah, ci sono gli errori, 99. Allora, vediamo un attimo. Yes, allora, ho un dubbio. Posti di block to save. Allora, testimonial. Allora, qua credo probabilmente vada scritto grid. E credo che tutta sta roba qua sotto, questa qui, e tutta questa non mi serve una mazza, neanche questa. Ok, qui però c'è un problema di cosa? Ah, di chiusura di PHP. Perché? Perché effettivamente c'è una chiusura di PHP, ok, che ho mangiato. Benissimo, allora io vado qua e mi creo l'id, quello me lo tengo perché mi sa che mi serve. Qui devo andare a stampare l'HTML dell'esercizio. Dove stai? Questo qui, vediamo un po'. Lo buttiamo qua e me lo vado a pigliare. Quindi il content spacer, vabbè, ce l'ho già. Div grid, class title, l'img col div grid. Questa parte qua mi devo stampare. Ok, ottimo, me la metto qui e ovviamente vediamo un po'. Ho un id. Ok, classi non ne ho perché non mi servono, quindi mi serve questa parte, che è questo $id che abbiamo fatto qua, e lo posso cacciare già qui su. Ok, perfetto. E poi basta, obiettivamente. Devo solamente andare a stamparmi i nomi che darò ai field. Yes, perché il passaggio che hanno fatto loro era stato quello di riversarsi in variabili i field. Ok, allora io tiro via questo e mi tengo un attimo i campi lì perché non so ancora come chiamerò i campi personalizzati. Quindi ho l'immagine, il testo e il paragrafo. Ok, fin qua ci siamo. Mi sembra che sia tutto in ordine, non dovrei aver bisogno di nient'altro. Queste sono altre opzioni. Ok, benissimo, benissimo. Blog script, ok, qui abbiamo fatto. Di tutta questa parte qua non mi interessa perché è quello per la block preview. Ok, campi personalizzati. Allora, io vado di qua e mi apro un campo personalizzato che chiamerò aggiungi nuovo grid, anche questo tanto per stare in tema, ok, e poi aggiungo campo e andrò a dirgli titolo, campo di testo, che mi sta benissimo. Poi aggiungi campo, gli dirò dove sei andato? Ah, qui, testo, ok, e mi sta bene. E poi aggiungi campo, l'ultimo gli dirò immagine, ok, che questa volta, no scusate, devo cambiare i campi. Allora questo qua è immagine, quindi metto immagine qui, mentre questo qua che è testo non sarà testo ma sarà area di testo. Ok, dovrei esserci. E qui dobbiamo andare a definire il tipo di post, quindi dovrebbe esserci in teoria blocco uguale a grid. Vedete che mi sta leggendo il fatto che di là abbiamo creato il blocco. Quindi se qua è tutto in ordine e vado a fare pubblica, io in teoria tutto sommato dovrei aver anche già fatto. Allora vediamo se è vero. Quindi vado nella pagina, faccio un bel refresh che non si sbaglia mai. Il blocco l'abbiamo chiamato grid, quindi se io vado a fare così e scrivo grid, eccolo qua, molto bene. Non ho capito perché mi fa fare la preview di qua, però se io metto la preview qua, scrivo il titolo qui e il testo qui, aggiungi immagine, vado a caricarmi l'immagine che mi ero già preparato e la metto qui, ok, faccio aggiorna
se vado a caricare la pagina non vedo l'immagine. Ah beh sì, ovvio, perché comunque dall'altra parte sta renderizzando. Ok, perfetto, ci sono. Allora adesso devo mettere a posto i field di qua, quindi se io vado qui devo andare a prendere php the field e l'ho chiamato titolo, che quell'altro me lo sta prendendo lo stesso, perché me li prende perché è statici, ragazzi. Adesso ho capito perché sto vedendo un preview, perché me li prende statici. Adesso prende quello giusto. Ok, se vado di qua al posto di questo vado ad inserire il field testo, vediamo un po', ok, e dovremmo esserci anche qua. Ovviamente è un po' preformattato già, perché c'ho già un div class grid, credo, dentro il CSS del mio tema. Quindi adesso per l'immagine però mi serve la documentazione di ACF, quindi vediamo un attimo. Allora, per recuperare i file type image, eccolo qua, mi serve il codice che a memoria impossible. Allora vediamo dov'è, eccolo qui. Allora apro PHP, faccio un if sull'immagine, quindi vado qui, apro PHP e faccio un if sull'immagine qua. Ok, ordine, ragazzi, ordine. Bene, si chiamava immagine il mio field, poi vado di qua e naturalmente mi sta dicendo che ci sono degli errori, ma non importa, vado qui e chiudo l'if. Ok, dopodiché devo andare a modificare ovviamente i campi con quelli dinamici, quindi gli dico di prendermi il campo URL qua. Ok, perfetto, e poi gli dico di prendermi il campo con l'attributo alt e metterlo qui, e dovremmo esserci in teoria. Salvo, perfetto. Allora se vado qui e ricarico mi dovrebbe leggere l'immagine adesso, eccola qua, perfetto. Adesso sta leggendo i testi veri che ho inserito lì. Non ho capito perché le anteprima me le mostra qui, però poi insomma cercherò di capire sta cosa. Allora cosa è successo? Praticamente, siccome avevo lasciato i testi statici e l'anteprima renderizza, lui è andato a caricarsi il lorem ipsum, il testo statico che c'era scritto direttamente nei file, e non riusciva ovviamente a caricare l'immagine perché richiede un percorso assoluto. Ok? Adesso che ho sistemato i field col codice di ACF, lui sta leggendo correttamente tutto quanto. L'unico problema è che continua a mostrarmi un'anteprima qui e non mi mostra le dinamiche qua, ma questo lo sistemiamo dopo, o perlomeno ci proviamo, voglio dire. Quindi se io adesso vado di qua e ricarico dovrei poter vedere anche l'immagine. Il preformattato che vedete qui è determinato dal fatto che nel mio foglio di stile di questo tema c'è già una griglia, e presumibilmente, che è qui alla fine, se non ricordo male, questa griglia nello specifico si chiama proprio punto grid. Eccola qua, vedete? Quindi obiettivamente sta solamente pescando a caso del codice che cerca di andare a ottimizzare un attimo. Questo qua lo dobbiamo inevitabilmente togliere, poi andrà sistemato, basta cambiare il nome dei campi. E vado nel invece foglio di stile dell'esercizio che trovate poi anche in un altro video sul canale, che è questo qua, vedete, dove c'è il display grid con le dinamiche che sto costruendo io adesso. E se me lo copio, vabbè, il mobile lo facciamo in un altro momento, se me lo copio, dove sei? Qui, al posto di quello che c'era prima, e salvo, teoricamente non prende una mazza. Perché? Perché devo svuotare la cache, ovviamente. Eccolo qua, perfetto, ce l'abbiamo. Quindi ho un blocco grid CSS che mi permette di andare a creare questa struttura testo, titolo testo e immaginina formattata in sta maniera qua. Molto bene. Allora, a riprova di ciò, se io vado qua e richiamo i blocchi, vedete c'è il mio blocco grid che non ha nessuna anteprima, però abbiamo visto che è possibile anche comunque andare a creare l'anteprima per generare il piccolo anteprima qui, andando a vedere la documentazione. L'ultima roba che mi interessa vedere, come si esce da questo adesso? Vabbè, tanto vediamo. Sì, lo mettiamo qui e mi mette le parti qua sotto, cosa che a me non piace assolutamente. Ok, vediamo se riusciamo. Allora, comunque facciamo un recap dei passaggi. La prima cosa da fare è prepararsi tutto il materiale, poi quindi HTML, CSS e strutturazione che vogliamo andare a
ad avere a livello proprio di visivo, ok? La seconda cosa è acquistare ed installare ACF Pro. Poi dobbiamo copiare la funzione nel function e personalizzarla, perché molte cose avete visto obiettivamente non ci servivano. Poi dobbiamo andare a creare il file richiesto per creare il blocco, cioè quindi è il file che renderizza il blocco nello specifico. Dopodiché apriamo i campi personalizzati, creiamo un campo personalizzato per il blocco e andiamo a riportare tutto il codice che ci serve dei field all'interno della struttura. Insomma, non è l'esercizio più semplice che abbiamo fatto, però portate pazienza se mi dilungo, ma è la prima volta che lo faccio anch'io. Allora, l'unica cosa che mi interessa in questo momento però è cercare di capire perché non posso visualizzare lì queste dinamiche, quindi da qualche parte credo che ci sia la spiegazione o ci sia una modalità di visualizzazione. Vediamo se riusciamo a trovarla qua in giro, vediamo se c'è un mode. Ecco qua, mode. Allora, this probably allow the user toggle between. Allora, vi button default to true. No, non è proprio quello che stavo cercando, ma forse anche sì. Mode. Questi qua sono, eccolo qui, mode auto. Allora, preview by default, quindi così è uguale. Proviamo ad aggiungere questo parametro qua e vediamo come si comporta. Allora, lo prendo, lo vado ad inserire nel function qua, quindi virgola, metto qui. Allora, il mode auto è quello che c'è già in questo momento qua, in teoria, cioè non dichiarato, non cambia niente, però proviamo a vedere che non si sa mai. Dov'è la pagina? Ok, qui, mode, no, annulla, aggiorna, ricarica e non succede niente. Continuiamo ad avere la struttura qui a fianco. No, guarda un po'. Ah, cacchio, tutto qua? Fantastico, fantastico. Bastava aggiungere quel parametro. Ok, perfetto. Allora, manca, avete visto, nell'array della funzione manca sta dinamica qua. Allora, quali erano le altre opzioni? Preview always show, edit form appears in sidebar when block is selected. Ok, perfetto, quindi abbiamo tre opzioni: auto, preview e edit form is always show. Ok, con auto lui va a mostrarmi, dove sei? Qui, la strutturazione direttamente qui. Ok, perfetto, che è molto più comodo. Vi faccio anche notare altresì che abbiamo già il blocco avanzato per aggiungere delle classi aggiuntive. Credo che questa cosa qua sia stata aggiunta dopo con le nuove versioni di ACF Pro, Gutenberg aggiornato eccetera, perché credo, anche dando poi una letta prima di fare il video alla documentazione, che questa cosa qui andasse aggiunta anche questa, aggiungendo del codice che fosse opzionale. Invece in realtà vedo che con mio stupore è già presente, il che va benissimo. Ok, quindi a questo punto, vabbè, qui poi si può cambiare l'icona, vi ricordo sono le dash icon di WordPress, e quindi basta, direi che ce l'abbiamo fatta. Fantastico ragazzi. Allora, questo video, come avete visto, è un po' più complicato, ci ho sudato un po' anch'io, devo dirvi la verità, a cercare di capire tutti i passaggini, però va bene, insomma. Quindi io vi ringrazio moltissimo per essere arrivati fino a qui. Questo quindi dovrebbe essere, in teoria, se YouTube non mi inganna, il 100° video sul canale. Vi ricordo di mettermi un like se il video vi è piaciuto, di lasciare dei commenti se volete chiedermi qualcosa a tal proposito, di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Io vi sarò eternamente grato se mi seguite e aiutate a far crescere questo canale, che è stato promosso da canale da sfigati a canale di nicchia ultimamente. Grazie Gigi per il dettaglio che aiuta a migliorare l'umore. Ed è tutto, noi ci vediamo alla prossima, come sempre. See you next time, guys.